Stiamo parlando della corsa più dura al mondo, la Ultracycling Dolomitica. Sono 20 passi da scalare in un'unica soluzione di continuità, è gara di qualificazione alla Race Across America, quindi una corsa di apprendistato per avvicinarsi a quella che è la regina delle Ultracycling, una delle pochissime corse al mondo che possono vantare questo titolo, insomma, le corse di qualificazione. Sono 20 passi, menzionarli tutti, vabbè, si va dal Cansiglio al San Boldo, il Passo Forcella, Passo Manghen, Rolle, Cereda, Forcella Urine fino ad Agordo, e da lì poi inizia la parte quella più tosta con il Passo Durran, Staulanza, Fedaia, Sella Gardena, Valparola, Tre Croci, Monte Croce Comerico, Sant'Antonio e poi le ultime due salite che sono il Passo Sant'Osvaldo, la diga del Vajont e il Piancavallo, che li condurrà di nuovo qui a Vittorio Veneto, 690 km. Ecco, a livello di preparazione immagino non deve essere stato facile organizzare tutto. La preparazione, diciamo che ormai è una cosa giornaliera, ogni giorno ci si deve dedicare costantemente perché gli atleti vengono da ogni parte del mondo e hanno bisogno di supporto, assistenza, aiuto anche per trovare sistemazioni logistiche qui nella nostra bellissima provincia di Treviso. I momenti iniziali, quelli dell'attesa, sono forse quelli più stressanti, perché poi nel momento in cui si comincia a pedalare la tensione si scioglie e si va. 1000 km in macchina, però tanta paura per questo, perché da sola credo che è davvero forse una delle più dure, per cui l'idea è un passo alla volta e contare fino a 20. Questa è la prima volta squadra, che è quella di Roberto Mario, Cavallera, che ormai è prossimo alla partenza, manca l'ultimo spero di portare la termine. Sono qua per fare l'Ultracycling Dolomitica, in realtà per la terza volta. Le ultime 2 volte ho fallito per un motivo o per l'altro. Questa volta diciamo che ho un problema in più, perché 3 settimane fa mi sono fatto un piccolo dissaccosso e una crepata della costola, e quindi insomma sono un po' così, e adesso vediamo di partire e portare a termine. Sì, sono carico, forse è la parola sbagliata, sono sereno, che è secondo me lo stato d'animo migliore per affrontare quella gara qua. Non è la prima volta che ti cimenti con l'ultracycling? No, con l'ultracycling ho cominciato appunto con la Dolomitica, ho cominciato 2 anni fa, partiamo da Sermed, ho scoperto questo mondo un po' per caso, ero stato attirato dai numeri più che altro, poi ho scoperto molto altro, il fascino di pedalare da soli nella notte, di affrontare 1000 difficoltà e poi di conoscere questa gente che è veramente fantastica. Io farò il percorso lungo. È la prima esperienza dopo aver fatto già la 380 2 anni fa, e quindi quest'anno era l'ora di provarci con la regina, quindi non vedo l'ora di cominciare a scalare questi passi. Il percorso è impegnativo, ancora più difficile perché sarò senza supporto, quindi ci sarà il doppio della concentrazione, quindi bisogna stare attenti a mangiare, a bere con costanza, per cercare di avere meno crisi possibili e gestirle quanto meglio appena ce ne sono. Sì, sono carico, vengo da tanti allenamenti mirati per questa gara, adesso speriamo che appena iniziamo a pedalare cominceremo a vedere come si presenterà la giornata. Anche il meteo sarà buono per quello che ho visto, e niente, speriamo bene, dai.